Allora, sapete le paure ancestrali incontrollabili, non razionali? Tipo quella che prende Renato Zero quando vede un triangolo? Io ce l'ho per i ladri. Fin da piccola ho dei ricordi di quando ero minuscola, di notti agghiaccianti passate immobile nel letto, terrorizzata perché sentivo qualche rumore, che probabilmente era il vicino che pisciava, ma per me non c'era dubbio, erano i ladri. Ladri che pisciavano magari, ma comunque ladri. Ed erano certamente in casa mia. Cosa fa un bambino di notte quando si sveglia a paura? Chiama mamma e papà. Solo che io avevo paura che se li chiamavo ad alta voce, poi i ladri mi sentivano e venivano ad uccidermi. Quindi io li chiamavo, ma a bassa voce, in playback. Mamma, papà. E indovinate? Non mi sentivano. Probabilmente non mi avrebbero comunque sentita neanche se avessi urlato, perché entrambi russano come dei facoceri col setto deviato. Quindi stavo ore in agonia nel letto, muta come Bernardo di Zorro. Bernardo. Finché non prendevo tutto il coraggio che avevo e correvo in punta di piedi in camera dei miei. Mi avvicinavo al letto e... Mamma, papà, sono Giulia Cerruti. Perché all'asilo eravamo 3 Giulia, allora io pensavo di dover specificare. Mia madre poi aveva elaborato questo metodo incredibile per tranquillizzarmi quando mi svegliavo la notte. Mi allungava un rosario e mi diceva: di le preghiere finché non ti addormenti. Il peggio era quando facevamo le vacanze in camper. Non so se avete presente quanti rumori si sentono la notte in un camper. La definizione effetto farfalla è stata coniata per descrivere quel fenomeno per cui se una farfalla sbatte le ali dall'altra parte del paese, il tuo camper trema come le tette di un obeso su un trampolino. Se hai la fobia dei ladri non puoi dormire in camper. E a me, tra l'altro, una volta i ladri ci sono davvero entrati nel camper. Ora chi è, mamma, la pazza che sente i rumori? Non è vero, non ho sentito niente perché ci hanno narcotizzati, dagli oblò hanno preso tutto quello che hanno trovato, tranne il rosario che era saldamente incastonato nel mio petto. Tra l'altro vi racconto questa scena straziante che Oliver Twist mi fa un bidet. Quando ci hanno aperto il camper, io avevo 5 anni e 2 giorni prima avevo perso un dentino. La fatina dei denti mi aveva portato 5.000 lire che io avevo sapientemente nascosto, casomai fossero venuti i ladri. Quando la mattina ci svegliamo, i miei scoprono che gli avevano preso tutti i contanti, io, convinta che i miei genitori avessero caricato sul camper tutti i loro risparmi di una vita per andare alla sagra della zucca di Venzone e che quindi fossimo ormai in rovina, prendo la situazione in mano, corro nel nascondiglio, tiro fuori le mie 5.000 lire, le sventolo con aria trionfante gridando: tranquilla mamma, non siamo poveri. Ovviamente da questo episodio la mia fobia è peggiorata. Una marea di volte mi è capitato di mettere in allarme tutta la casa perché sentivo la tosse del gatto. Era malato. Infatti i miei genitori si erano raccomandati di non chiamare mai la polizia se avessi il sospetto che ci fossero i ladri in casa, perché 9 su 10 era una cazzata. Mamma diceva sempre: stringi il rosario e rivolgiti agli angeli, ma non disturbare gli angeli in divisa. Angeli in divisa. Facciamo un salto temporale. Ho 19 anni, i miei sono via per un weekend, mio fratello fa il panettiere e lavora di notte. A casa ci siamo solo io e mia sorella più piccola a dormire in soffitta. Io chiudo la portachiave, lascio le chiavi nella toppa e dico il rosario fino ad addormentarmi. La notte mi sveglio perché sento rumore di chiavi che ravanano nella toppa. Non devo chiamare la polizia. Il triste destino di chi ha urlato troppe volte al lupo al lupo. Dato che è la prassi che io mi immagini suoni che non esistano, sveglio mia sorella. Le chiedo: Chiara, senti? Lei, rincoglionita: no. Parla così quando si sveglia mia sorella. Chiara, senti bene?
Senti che stanno cercando di aprire la porta. Chi? Saranno mamma e papà. Chiara, mamma e papà sono la sagra della zucca di Venzone. E allora chi è? Beh, i ladri. Ero pronta, era tutta la vita che mi preparava a quel momento. Le ho detto: Chiara, rifacciamo i letti come se non fossimo in casa, nascondiamoci nel sottotetto e chiamiamo tutti i numeri che abbiamo in rubrica finché qualcuno non viene a salvarci. Ricordo che mi avevano tassativamente vietato di chiamare la polizia e ero un tipo ubbidiente, cazzo, dicevo il rosario per addormentarmi. Cuore a 1000. Noi nascoste nel sottotetto a chiamare prozie che non vedevamo dalla cresima, perché chi cazzo ti risponde alle 4 di notte? Rumore di passi sulle scale che si avvicinano sempre di più. E niente, alla fine era quel coglione di mio fratello che doveva essere a lavorare, ma ha pensato bene che per venire a cagare a casa valesse la pena manomettere la serratura e la mia sanità mentale.